Dottor Boscoletto, il Consorzio Sociale Giotto sforna ottimi dolci, ma anche uomini nuovi. Sì, le attività, la pasticceria e tutto il resto della vita sono uno strumento perché l'uomo possa essere uomo veramente. Quindi certo che noi siamo famosi per i dolci, per il panettone più buono d'Italia, ma in Italia ci sono tante piccole, medie e grosse realtà che spendono la loro vita con un'idea di lavoro e di uomo che è l'unico che può portare un bene ai singoli, alla comunità civile, al nostro Paese, risparmiando soldi, dando dignità e dando sicurezza. Io spero che oggi quello che abbiamo visto come impegno di tutti indistintamente possa continuare ad essere un mattone che uno sopra l'altro costruisce una città, un paese più buono, più bello e più sicuro. Sovraffollamento delle carceri. Come risolvere questo problema? Prima possibile, perché ce lo chiede l'Europa, ma non solo, perché è un segno di dignità, ma soprattutto occhio che sovraffollamento non vuol dire solo più spazi, vuol dire una concezione di uomo, di che cosa gli facciamo fare in 20 metri quadri invece che 3, che cosa gli facciamo fare quando li mandiamo fuori, con che idea di uomo, di lavoro, di società escono o rimangono dentro, altrimenti il problema del sovraffollamento diventa una parentesi che se anche risolviamo non porta nessun bene alle persone. E dare lavoro ai carcerati, quindi. Nella nostra Costituzione ed è un obbligo per lo Stato dare il lavoro al detenuto privato della libertà, perché è l'unico strumento in grado di redimerlo veramente.